Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Cordiale buon pomeriggio ai nostri amici alla visione all'ascolto. Torna infofriulitv.net con l'edizione giorno, già collegato con noi il sindaco di San Daniele del Friuli, Pietro Valent. Io vado a salutare, innanzitutto grazie come sempre signor sindaco per questa sua presenza. Il motivo è semplice: ieri sera abbiamo fatto un'edizione straordinaria proprio in tempo reale su quello che erano le decisioni prese dall'amministrazione comunale in merito al discorso del Covid, no? Registrato nelle scuole. A distanza di circa 12 ore cos'è cambiato, quasi a 24 ore dopo? Beh, innanzitutto grazie e ben trovati a voi. Il punto della situazione è questo: ieri sera abbiamo completato l'esito dei 90 tamponi che erano stati predisposti. Una parte abbiamo avuto, come sapete, lunedì gli esiti, l'altra parte è arrivata ieri. Con ieri nuovi 15 positivi, quindi il totale dei positivi sale a 35. Di questi 35, 5 erano precedenti, insomma, questa ondata di tamponi, quindi sono 30 i nuovi positivi su 90 tamponi circa eseguiti, quindi vuol dire circa un 30%, un terzo, insomma, del campione, diciamo, tamponato. E questo chiaramente fin dai primi segnali, quindi dai primi tamponi positivi numerosi di lunedì, ci ha fatto propendere per una scelta importante ed efficace, che è stata quella di chiudere la scuola da subito, quindi già martedì la scuola era chiusa, e mettere tutti gli studenti, 220 ragazzi, in didattica a distanza. Per tutti questi studenti positivi e negativi, quelli che hanno avuto l'esito negativo e quelli che non hanno comunque effettuato il tampone, è prevista la quarantena per 14 giorni. Questo serve a tagliare le gambe al virus, quindi a fare in modo che quel focolaio non si propaghi ulteriormente. Chiaramente quello che chiediamo è il monitoraggio da parte dei genitori e dei familiari, sia dei ragazzi che sono in quarantena, sia anche dei familiari conviventi. Quindi al minimo sintomo che dovesse rappresentarsi o presentarsi comunque in famiglia, avvisare subito il medico curante oppure il pediatra o il dipartimento di prevenzione, perché è importante prendere subito le misure di sicurezza. Notizia confortante è che ad oggi stiamo continuando a fare i tamponi anche al personale docente, e oltre a quella positività che era già emessa settimana scorsa, al momento tutti i tamponi del corpo insegnanti stanno dando esito negativo. Quindi questo ci fa ben sperare. Oggi ho fatto visita fisicamente alle medie, dove erano in corso ovviamente pulizie approfondite, approfittando proprio del fatto che la scuola è libera, anche se ci sono gli insegnanti ovviamente che dalla scuola fanno la didattica a distanza. Però insomma, diciamo, stiamo sanificando al meglio anche quei locali. E qualcosa di importante, signor sindaco, come abbiamo già detto nella precedente edizione, la task force è operativa, nel senso che appena accesa la spia voi vi siete subito messi all'opera. Sì, qualcuno ha mosso alcune critiche anche per il fatto che l'informazione è arrivata velocemente sui social prima che su canali istituzionali o ufficiali. Ecco, io credo che la tempestività in situazioni del genere sia molto 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 importante. Quindi alle 6 e qualcosa della sera di lunedì, quando purtroppo è emersa questa, come ha detto lei, lampadina rossa, si è accesa, facendo cadere la nostra attenzione su un focolaio che era ormai, diciamo, oggettivamente presente all'interno della scuola, è stato compito mio e di tutti quanti cercare il più velocemente possibile di avvisare le famiglie, per dire che già la mattina dopo, quindi a distanza di poche ore, il mattino seguente le scuole sarebbero rimaste chiuse. Credo che siamo riusciti a raggiungere il 90%, oltre il 90% degli utenti. So di qualcuno che si è presentato a scuola o insomma alla fermata dello scuolabus, però sono stati casi isolati. La maggior parte delle persone le abbiamo raggiunte grazie alle tecnologie di oggi, che sono i social, queste dirette video, il fatto che il tam tam anche sui
sui WhatsApp o sulle chat varie dei gruppi di genitori, col passaparola, insomma, le informazioni si possono diffondere in maniera rapida ed efficace. Non vuole essere allarmismo, abbiamo bisogno anche non chiudere gli occhi. L'altra cosa, se me lo consente, che volevo sottolineare è che quando noi facciamo riferimento ai primi 3 casi, quindi al docente e ai 2 ragazzi positivi che hanno fatto scattare, insomma, l'indagine attorno agli altri potenziali, diciamo, contagiati, non vuol dire che il virus è partito da questi 3 soggetti. Quindi chi è colpito dal virus è sempre vittima e non è mai untore. Questo vuol dire solo che lì si è accesa una lampadina, abbiamo fatto un'indagine sperando che desse esiti negativi, in realtà con quei primi 20 positivi ha dovuto e ci ha costretto a aprire gli occhi su una situazione che era importante e a prendere decisioni diciamo anche incisive. Questo era un po' il messaggio che volevo darvi, quindi chi è positivo si senta vittima, deve essere però responsabile nei comportamenti, sapendo di essere positivo, e quindi mantenere l'isolamento, il distanziamento da altre persone, e per i conviventi monitorare molto molto attentamente l'insorgere di sintomatologie e avvisare il Dipartimento di Prevenzione. Possiamo dire, signor Sindaco, che i suoi concittadini comunque sono persone diligenti, nel senso che da quello che abbiamo potuto evincere dal suo parlato, i focolai per fortuna al momento si sono solo rivelati all'interno del plesso scolastico, ma per quanto concerne un po' tutto il territorio comunale la situazione è sotto controllo e diciamo molto, non è come si dice in allarme giallo, ha detto siamo sul giallo un po' arancione, ecco, tanto per essere chiari. Ma quello che posso dire è che prima di questo focolaio, di questo ultimo focolaio, la situazione si stava stabilizzando e lentamente anche diciamo indietreggiando rispetto ai dati che si erano sviluppati subito dopo le festività. Noi prima delle festività natalizie eravamo scesi a 45 circa positivi, subito dopo abbiamo toccato un nuovo picco superando oltre del doppio, siamo arrivati a 139, stavamo lentamente scendendo e poi è scoppiato questo caso alle scuole, quindi di nuovo ecco che si è impennato e abbiamo toccato un nuovo record. Però devo anche constatare che in questi giorni, anche oggi, si sono rilevate sul territorio della regione, immagino anche in altre regioni del paese, dei casi all'interno delle scuole medie elementari. Chiaramente non è in sé la scuola il problema è che all'interno delle scuole ovviamente si sta tante ore, ci sono tanti ragazzi che devono convivere, c'è una certa mobilità e c'è anche tanto scambio tra diversi nuclei familiari, chiaramente, no? Ecco, questa è una dinamica che evidentemente con la stagione fredda, con quello che è il residuo, insomma, delle passate festività, in qualche maniera ha introdotto in diversi plessi scolastici questo virus. Non è la mancanza di protocolli applicati, anzi, conosco molte persone che pur applicando i protocolli in maniera molto molto diligente, forse anche maniacale, purtroppo sono rimasti vittime del virus. È ovvio che situazioni come quelle delle scuole sono ambienti dove il virus ha più facilità per le caratteristiche, insomma, a diffondersi quando entra. L'importante è bloccarlo il prima possibile e soffocarlo come stiamo facendo qui a San Daniele con decisioni incisive e soprattutto tempestive. Signor Sindaco, io la ringrazio perché altrimenti rischiamo di ripetere le stesse cose già ribadite da lei nell'edizione precedente e ci diamo appuntamento se c'è necessità, lei sa, basta solo il milion fischio e faremo una finestra informativa, altrimenti ci sentiremo più avanti, magari il giorno della riapertura delle scuole per fare un po' il punto della situazione post quarantena, come si dice in questi casi. Grazie ancora a lei e buon lavoro. Grazie Omer, ricordiamo le scuole riapriranno il 9 febbraio. 9 febbraio riaprono le scuole a San Daniele del Friuli. Grazie ancora, come si dice in questi casi lei è libero. E adesso restiamo in tema per quanto riguarda il discorso relativo alle scuole, perché ci spostiamo in quel di Gorizia, c'è appena giunta pochi minuti fa la dichiarazione del sindaco Rodolfo Ziberna in merito alle iniziative collegate per quanto riguarda sia lo sviluppo scolastico in tempi di Covid-19, fase 2 in attesa della fase 3 via dicendo. Ripeto, pochi istanti fa mi è giunta da Gorizia, per questo voglio ringraziare l'ufficio stampa del comune, come sempre efficiente, non al 100%, di più, quando con le notizie, con tutti i riferimenti. Allora, la clip ci è arrivata, la vedo già pronta, andiamo a sentire la dichiarazione del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.
Come sappiamo, grazie allo sforzo dell'amministrazione regionale, i nostri ragazzi che frequentano le scuole di medie di secondo grado finalmente da lunedì abbandoneranno quella DAD, quella didattica a distanza che siamo abituati a pronunciare e a sentire, per continuare una didattica in presenza fisica, recandosi a scuola, rapportandosi con i docenti, rapportandosi anche con gli amici, colleghi, studenti. Il Comune di Gorizia vuole fare la sua parte insieme alla Regione e insieme all'azienda provincializzata trasporti, che già assicurerà che i ragazzi nel corso del viaggio rimangano seduti nei luoghi assegnati, perciò ripeto a distanza e indossando la mascherina. Il Comune di Gorizia, grazie alla sua protezione civile, in particolar modo grazie agli alpini, grazie ai carabinieri in congedo, ma un grazie di cuore anche alla nostra polizia municipale, insieme presidieranno i luoghi in cui più probabilmente si potranno creare dei momenti di assembramento, perciò davanti alla stazione ferroviaria, ma anche alla stazione dei pullman, ma anche laddove i pullman si fermeranno per far scendere gli studenti in prossimità dei plessi scolastici. Ebbene, coordinati dalla polizia locale, ci sarà questo presidio di volontari della protezione civile per accertarsi che appunto i ragazzi tengano la mascherina alzata, ben indossata, che vengano mantenute le distanze di sicurezza. E adesso a questo punto è soltanto un grande augurio a tutti i nostri ragazzi di Gorizia, ma di tutta la regione, perché finalmente possono tornare a studiare non a distanza e con l'augurio di cuore che non ci siano ulteriori, nuove, future interruzioni che li riconducono a stare dalla mattina alla sera esclusivamente davanti a un computer. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro videogiornale. Vi diamo appuntamento intorno alle 19:30 di questa sera per un altro live. Avremo un altro ospite, parleremo un po' di politica a livello regionale e non solo, per quanto a quello che sta accadendo, no? Sia a Roma ma anche nella piccola patria. E allora vi do appuntamento, come detto, alle 19:30. Gli aggiornamenti continueranno nel corso del pomeriggio per quanto riguarda la cronaca, con i nostri comunicati che usciranno attraverso il nostro sito, ma anche le nostre pagine social. Chiaramente, ripeto sempre, se ci sarà la necessità, apriremo come sempre una finestra con un'edizione straordinaria per comunicarvi quello che è accaduto. Altrimenti, per quanto riguarda i nostri live, ripeto ancora, 19:30 di questa sera con Linea Notizie Sera. Per il momento è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, augurandovi un buon pomeriggio. Mandi, e alla prossima. Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy.